L'anno che si è chiuso per la Guardia di Finanza, il 247esimo della nostra fondazione, è stato un anno molto importante, un anno che ha visto la Guardia di Finanza del Veneto in particolare approcciare le nuove sfide, quelle a tutela della legalità economica del sistema, con moduli assolutamente innovativi. Le soddisfazioni non sono mancate, nel corso dell'anno abbiamo avuto la possibilità di individuare situazioni di rischio, a molte delle quali sono sfociate in fatti penalmente rilevanti, tanto che ne sono state interessate le autorità giudiziarie competenti delle varie province. Oltre un centinaio di casi rientrano in questa tipologia e alcune decine, un paio di decine circa di questi oltre 100 casi rientrano addirittura nella competenza della Procura distrettuale antimafia, il che significa che si ipotizzano fatti di criminalità organizzata e quindi la competenza rientra nell'ambito della Procura distrettuale antimafia. Noi siamo molto attivi in questo settore perché evidentemente un corpo di polizia economico-finanziaria il cui main task è quello di contrastare le infiltrazioni nell'economia, soprattutto dei soggetti che non lo fanno con spirito di legalità, è assolutamente fondamentale. Questo ci riempie d'orgoglio e ci onera e ci onora, perché ci rendiamo conto che attraverso questa missione noi siamo un elemento importante per il futuro del nostro Paese. Il Veneto al centro delle attenzioni, chiamiamole così, di malavita organizzata italiana ma anche straniera e di imprenditori stranieri che vogliono venire qui e sfruttare un momento molto particolare della nostra storia e della nostra economia. Questa è una storia, la storia si ripete come sempre. Il Veneto e Venezia in particolare, la Serenissima, la Dominante, sono state in passato un faro nel contesto economico mondiale e i fasti di una volta hanno lasciato il loro strascico e questo è il senso di appeal, l'attrazione che Venezia e il Veneto suscitano non solo rispetto alle mafie endogene ma anche rispetto alle mafie esogene. Noi abbiamo tanti gruppi criminali di etnia straniera che tentano di infiltrarsi nel Veneto, lo fanno attraverso l'acquisizione di attività produttive, lo fanno attraverso l'acquisizione di alberghi, lo fanno attraverso l'inserimento nelle attività commerciali. Ecco, sono tutti ambiti questi su cui la Guardia di Finanza è protesa con tutte le sue forze, perché per noi la tutela della legalità economica è fondamentale. Senza legalità economica non ci può essere un futuro sereno e serio per un Paese.